Borgo Ortigara Lepre. Nello scontro di famiglia tra l'allenatore Enrico e il giallorosso Marco Ferrai sarà importante valutare la maturità dei rossoblù, finora a punteggio pieno. Il Borgo riuscirà a riscattare la sconfitta contro il Gardolo? Caurio Olpinè. Nell'ultimo turno i neroverdi hanno messo in mostra un attacco invidiabile sfiorando la vittoria in rimonta. Gli ospiti arrivano anch'essi da una rimonta provante contro il Fiemme. Chi riuscirà a imporsi? Civezzano Gardolo. I gialloblu sono in crescita dopo la brillante vittoria con il Borgo, ma l'attacco stenta ancora. Riusciranno a incidere contro un Civezzano sempre ben disposto in campo e Dolomitica Telve. Fatica ancora la formazione padrone di casa, che ha ottenuto il primo punto stagionale contro il Verla. I gialloverdi invece si sono fatti rimontare il doppio vantaggio. Riusciranno questa volta a vincere? Fassa Verla. Dopo una sconfitta in extremis, i locali sono decisi a cercare una vittoria che manca da maggio. Per i rossoverdi però è un buon momento, segnato da 4 punti in 2 partite, e non c'è nessuna voglia di fermarsi. Lona Lases Calceranica. Dopo la sconfitta in Coppa, i padroni di casa cercano il campionato. Pronostico che sembra a favore degli ospiti, ma il fattore campo potrebbe aiutare la Lona. Battaro Fiemme Cassere Urali. Dopo il pareggio subito all'ultimo secondo nel turno precedente, il Fiemme vuole ritornare alla vittoria. Per il Battaro non sarà affatto facile arginare il secondo miglior attacco del campionato.